Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. 3.000 metri cubi. Questo è quanto si è staccato dal monte della frana che ha raggiunto ancora una volta Schiucaz, un incubo per gli abitanti e anche l'ennesimo segnale di quanto il dissesto idrogeologico del nostro territorio colpisca la vita di tutti i giorni. Perché hai visto cosa è venuto là, no? Adesso le previsioni non si sa se ci fanno andare via ancora. C'è paura nel borgo di Schiucaz che stamattina si è svegliato di soprassalto dal frastuono provocato da un nuovo distacco di fango e sassi. Allora guardate, si vede la macchina operatrice che sta lavorando, ma alle 7:15 di questa mattina quel versante che era di colore grigio improvvisamente è diventato tutto marrone, è franato 3.000 metri cubi di materiale. Qui a Schiucaz continua il terrore, continua la paura e ora si sta decidendo se sgomberare il paese. Il materiale franato ha lambito le prime abitazioni della frazione. Fortunatamente non ci sono state conseguenze. Nel pomeriggio in municipio a Fara dal Pago è stata assunta la decisione temuta dai residenti. Per la sicurezza di tutti abbiamo ritenuto opportuno risgomberare ancora una parte del paese. E quante famiglie sono interessate? Sono interessate 2 famiglie, le solite 2 famiglie, purtroppo quelle più messe in difficoltà da questa situazione. Un versante che per i tecnici è come un puzzle complesso da leggere. L'impresa sta lavorando senza sosta da metà novembre, da quando cioè sono potuti ripartire i lavori che, non rientrando nel post vaia, hanno dovuto attendere il via libera dal Ministero. Era già stato assegnato il lavoro e l'azienda è venuta a lavorare in realtà in emergenza, non in funzione di quello che dovevano fare. Questo purtroppo è quello che è avvenuto. C'è stata garanzia da parte di Veneto Strada e di quant'altro che adesso i lavori non smetteranno finché non ci sarà la massima sicurezza. È una situazione che preoccupa da qualche tempo, dice il direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi, ma i residenti invocano un intervento definitivo. Siete arrabbiati? Per forza, perché non hanno fatto quello che dovevano fare in pratica, hai capito? Siamo usciti in calato giorno noi là e l'altra famiglia in 2 solo, però noi abbiamo sempre la nonna di 93 anni che crea problemi, capito, portarla avanti e indietro. Il governatore Zaia è sempre in testa all'indice di gradimento dei presidenti delle regioni e ha avuto il suo incontro sull'autonomia con il corrispondente ministro Boccia, il quale dice e sottolinea ancora, ripetendo che la strada che è stata tracciata per quanto riguarda l'autonomia da parte del governo è quella giusta. Sentiamo. Lunedì porterò la legge quadro sull'autonomia in Consiglio dei Ministri. L'ha annunciato il ministro degli affari regionali Francesco Boccia dopo l'approvazione dell'accordo nella conferenza Stato-Regioni tenutosi a Roma con i vari governatori, tra cui il presidente Zaia. L'intesa potrebbe dunque essere i primi mesi del 2020. Le tempistiche che dà il ministro sono di gennaio-febbraio, quindi all'inizio dell'anno. Penso che sia verosimile che si possa assolutamente firmare un'intesa. Le ricordo che noi abbiamo presentato la nostra bozza d'intesa ancora mesi fa, è una bozza di 68 articoli, per cui non c'è neanche da far fatica per scriverla. Zaia si chiede anche dove siano finiti ora gli esponenti pentastellati. Quando c'era il ministro Stefani, povera, che si è data veramente un grande da fare e ha attivato tutti i tavoli tecnici, ricordo che 3 volte al giorno c'erano 3 uscite differenti per parlare male dell'autonomia, del progetto di autonomia. Probabilmente hanno cambiato idea, folgorati sulla via di Damasco. Mentre sono in aumento le richieste da parte di molti altri presidenti di regione. Ormai potremmo dire che 17 regioni su 20 hanno avviato il processo di autonomia o ce l'hanno già come le 5 regioni autonome. Questo è la dimostrazione che non è assolutamente la secessione del nord, la secessione dei ricchi o altre boiate che ho sentito dire, visto e considerato che ci sono regioni del sud che chiedono autonomia. E a proposito di governatori, Zaia continua a risultare tra i più apprezzati con un punteggio pari a 66. Questo è il successo del lavoro della mia squadra, nel senso che siamo una squadra compatta, un grande giunta, grande consiglio e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ringrazio i cittadini e questa, se dà soddisfazione dall'altro, ovviamente ci impone ancora più responsabilità e ben venga, lavoreremo pancia a terra come al solito. All'indomani dell'inchiesta Ombre Nere sulla ricostituzione di un partito neonazista, un tranquillo paese, Curtarolo, si chiede come mai tra i suoi concittadini c'è anche una persona, una donna, accusata appunto di farsi chiamare sergente Hitler. In paese ovviamente non si parla d'altro.
Si definisce una fan di Hitler, non crede all'olocausto, nei campi di concentramento c'erano piscine, non le camere a gas. Lo pensa e lo scriveva sul social network russo VKontakte la 48enne Antonella Pavin di Curtarolo, finita nell'inchiesta Ombre Nere che ha smantellato una rete di militanti di estrema destra che volevano costituire un nuovo partito nazista. In casa sua i poliziotti della Digos hanno trovato bandiere con simboli del nazismo e del sedicente Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori e poi adesivi con svastiche, effigi del Führer e del Duce e insulti al deputato PD Emanuele Fiano. La donna respinge le accuse, dice di non aver fatto male a nessuno, ma le sue frasi scritte sui social trasudano violenza. In paese a Curtarolo, dove vive, non si parla d'altro, la piccola comunità dell'Alta Padovana è sconvolta. È pericolosissimo, sì, perché mio zio è stato a Dachau e gli avevano già tolto i vestiti ed erano pronti a mandarlo sulle camere a gas. Purtroppo bisogna stare molto attenti con queste situazioni perché si rischia di offendere persone, si rischia di interpretare una realtà che al momento non va bene. Fuori di testa, non è che sia una cosa non si può neanche descrivere. Solo che è una persona che non sa cosa fare, per me si mostra. Una doppia vita quella di Antonella Pavin, impiegata e mamma per tutti, che diventava però nel tempo libero la sergente maggiore di Hitler e odiava gli ebrei. Volevo dire che per noi la signora non riusciamo a credere che sia veramente così, perché è tranquilla, non ha mai dato segni. Siamo tutti sconvolti e siamo tristi anche per questo, perché non ci aspettavamo una cosa così nel nostro piccolo comune. La 48enne, indagata per terrorismo e apologia del fascismo, secondo le indagini avrebbe avuto un ruolo di reclutamento e propaganda all'interno del gruppo neonazista. E c'è da dire che il rabbino capo di Padova ricorda con forza quanto mettere in dubbio la verità storica, la verità, sia pericoloso. Mettere ancora oggi in discussione la veridicità della Shoah, dell'Olocausto, o ridurlo o minimizzarlo o negarlo sono cose che non debbono assolutamente essere veicolate in nessun modo e che appena si viene a scoprire che qualcuno agisce in questa maniera ci deve essere un'azione globale e contraria. Il rabbino capo di Padova, all'indomani dell'operazione Ombre Nere che ha coinvolto anche il padovano, individua nei social network un pericoloso veicolo di diffusione di falsità storiche. La verità storica non deve essere messa in dubbio e il web, soprattutto i social, sono un facile palcoscenico per chi, celato dietro una tastiera, tenta di seminare odio e razzismo diffondendo teorie false. Per il rabbino non può non essere preso in considerazione anche l'ambiente sociale in cui gravitano e si formano questi personaggi, convinti sostenitori del negazionismo. Il terreno è quello proprio dell'ignoranza, della non conoscenza e della scarsa capacità critica. Sono elementi che concorrono a far sì che le persone possano essere indottrinate su qualsiasi cosa che non rispecchi poi la verità. A preoccupare però non sono solo le persone che sfogano sui social l'odio xenofobo. Il problema serio, a mio avviso, è quello se questi indottrinamenti verso queste false storie non siano pilotati da un movimento che sfrutta queste persone. Con queste riflessioni ci fermiamo per una pausa, poi torniamo con altre notizie. Un'altra operazione delle forze dell'ordine, questa volta della finanza, che mostra come l''ndrangheta sia parecchio interessata nel Veneto a essere ben presente. Nel video dei carabinieri gli istanti che precedono la violenta aggressione da parte di due padovani affiliati alla cosca Bellocco dei calabresi di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, con il malcapitato che, preso anche a pugni, ha subito la frattura della mascella, per la quale si è reso necessario un intervento di chirurgia maxillofacciale di ricomposizione con una prognosi iniziale di 40 giorni, protrattasi poi per ulteriori 2 mesi, con compromissione della dentatura. Fatti risalenti al 19 giugno dell'anno scorso, 9 gli arresti eseguiti anche in Veneto su mandato della Procura Distrettuale Antimafia, con il blitz all'alba della Guardia di Finanza, con coinvolte anche la Lombardia e la Calabria,
con un totale di 45 arresti. Tra gli arrestati appunto anche i padovani Fabio Campagnaro di 50 anni e Alberto Reale, 43 anni, gravitanti nel mondo dei reati fiscali e finanziari che venivano assoldati dal clan dei calabresi dietro pagamento di un importo iniziale di 3.000 euro. Arrestati anche altri 2 veneti, Roberto Bortolotto, 58 anni, per detenzione illegale di un'arma da fuoco, la stessa con cui è stato minacciato di morte l'aggredito. Manette e polsi anche per Gianluca Vendrasco, 40 anni, della provincia di Treviso, per traffico illecito di rifiuti. Sempre più animato il dibattito per il referendum sulla separazione di Mestre da Venezia. A poche ore dalla chiamata al voto continua sempre più acceso e concitato il dibattito sulla separazione tra Mestre e Venezia. Al Teatro Corso si pare alzato sui sostenitori del sì, con Marco Sitran, Deborah Esposti e Giovanni Armellin, e quelli del no con gli interventi di Lorenzo Colovini, Gabriele Scaramuzza e Marco Ticozzi. A moderare l'incontro il nostro direttore Luigi Bacialli. Vorrei dire che come l'altra volta, questo per conto noto deve essere un confronto del tutto imparziale, cioè io sono al di sopra o al di sotto delle parti, ovviamente non parteggio né per l'una né per l'altra. Grande partecipazione di pubblico con quasi 500 persone presenti per una capienza di circa 900 posti a sedere. Diversi gli interventi. Nel caso in cui dovessimo creare un comune della Venezia insulare, Venezia sarebbe irrilevante? Nel suo discorso di insediamento, ieri, la nuova Presidente della Commissione europea, davanti al Parlamento europeo, ha iniziato il suo discorso parlando di Venezia. E poi mi sono trasferita a Mestre. Contate questo, che mi ricordo che all'epoca io non mi vergogno a dire che sono venuta via da Venezia piangendo e baciando i muri. E avevo pensato a Mestre manco morta. Invece devo dire che mi sono affezionata tantissimo a questa bellissima parte della mia città. Dal palco anche scene da incubatore di comicità, con fischi e sprazzi di autentico dadaismo. Sitran, tu hai sbagliato secolo e mestiere, dovevi nascere nel Far West e vendere pomate per far crescere i capelli ai gonzi. No. Allora, signori, non degeneriamo, per cortesia. Scusami, tu non ti puoi permettere. Tu devi leggere la legge. L'ho letta. Te la spiego. No, l'ho letta. Insomma, questo è il clima pre-referendario, noi ci fermiamo per una pausa. Torniamo 24 ore prima nell'aula magna del Bo per la laurea honoris causa a Patti Smith. Conferiamo a Patricia Lee Smith la laurea magistrale ad honorem in lingue e letterature europee e americane e le rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge, dato a Padova AD 28 novembre 2019. Emozionata, si commuove, avvolta nell'ermelino tradizionale degli accademici, il colore bianco della Facoltà di Lettere dell'Università di Padova. Nell'aula in cui Galileo insegnò, la cantante rock Patti Smith riceve la laurea honoris causa in lingue e letterature europee e americane. La poetessa, partita da Chicago con $5 e un libro di Rimbaud in tasca, diventata idolo di generazioni con le sue canzoni, ha realizzato il suo sogno di laurearsi. In mano un quaderno di Pinocchio, una storia per lei che rappresenta un grande insegnamento di vita. Qui ha scritto gli appunti per la sua Lectio Magistralis, ricorda la Beat Generation, tanti poeti e gli scrittori che ha letto con avidità in cerca di conoscenza nell'arco della sua vita. Sono umile, per me è un onore ricevere questa laurea da un'università che compie 800 anni e ha laureato per la prima volta al mondo una donna. Patti Smith fa il suo ingresso in aula magna insieme al rettore Rosario Rizzuto, è lui che spiega le motivazioni del conferimento della laurea. Basterebbe soltanto una parte di ciò che Patti Smith ha pensato, scritto, creato e una parte del suo amore per la letteratura per giustificare e motivare in pieno questa laurea in lingue e letterature europee e americane che oggi riceverà.
Libertà nel motto dell'Università di Padova, il valore che viene più espresso dalla poetica di Patti Smith. Libertà che oggi significa battersi per salvare il mondo dai cambiamenti climatici, spiega la cantante, che al termine della sua lezione ricorda il poeta William Blake, suo grande ispiratore, e con la chitarra emoziona intonando proprio My Blackened Ear. La cerimonia si chiude con l'entrata dei goliardi. Regalano alla neolaureata Patricia Lee Smith la corona d'alloro e il papiro. Lei sorride, indossa la feluca e è orgogliosa di essere ancora un mito e un'ispirazione per i giovani. It is my honor. Thank you very much, Miss. Ed ora una bella storia legata agli alberi della tempesta Vaia. La montagna aiuta la montagna. Dalla piana incantata di Marcesina fino alle vette del Pakistan, gli alberi schiantati da Vaia diventano un elemento insostituibile nel complesso alpinistico dedicato alla memoria della vicentina Cristina Castagna, morta nel 2009 mentre scalava le montagne vicino al K2. 150 metri cubi di legname, in parte grezzo e in parte già lavorato, partiranno per l'Hindu Kush, dove sorgerà un nuovo centro alpinistico grazie alla collaborazione fra il comune, ditte private e l'alpinista Tarcisio Bellò, che da tempo lavora per migliorare le condizioni di vita in quell'area del Pakistan. E ancora una volta la comunità eneghese ha dimostrato di che pasta è fatta. C'è stata quindi questa catena di solidarietà, per cui questo legname poi verrà trasportato in Pakistan e servirà per la copertura di questa struttura che andrà appunto verrà realizzata e che sarà dedicata all'alpinista scomparsa. È stata un'occasione che ci ha subito sorpreso, perché siamo qui un po' in difficoltà per i motivi che conosciamo legati alla tempesta Vaia. Comunque siamo stati sorpresi in un primo momento, ma poi abbiamo capito che era un'opportunità per dare una dimostrazione che Enego è una comunità viva, una comunità solidale, che sa esprimere anche in momenti difficili come questo quella che è la sua caratteristica principale, che è quella di essere disponibile anche nei confronti degli altri. Da una montagna, quella eneghese e dell'altopiano in generale, che combatte contro lo spopolamento e che ha conosciuto la piaga dell'emigrazione, a un'altra montagna che vive una situazione di grande difficoltà. Un progetto che svilupperà prospettive di lavoro, economia, darà speranza in quelle aree, ridurrà la migrazione verso altri paesi esteri e aiuterà molto il territorio del Pakistan e questo aiuto che proviene dalla montagna italiana, da Enego in particolare. Grazie per averci seguito e una buona serata.